disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e 6 in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere un po' i numeri, soprattutto quello che è accaduto nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. La Polizia di Stato della provincia di Udine e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato hanno celebrato, come ormai avviene da diversi anni, la memoria, oltre di tutte le vittime della persecuzione nazista, anche dei poliziotti che nel 1944 il servizio alla questura di Udine furono deportati nei campi di sterminio nazisti senza fare più ritorno in patria e i cui nomi sono scolpiti nella lastra marmorea nel piazzale interno della questura di Udine. In Friuli Venezia Giulia su 11.202 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.294 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,55%. Sono inoltre 23.172 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 3.786 casi, 16,34%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre diminuiscono i pazienti ospedalizzati in altri reparti, che risultano essere 475. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. A oggi in Friuli Venezia Giulia nel trasporto pubblico locale su gomma risultano assenti per malattia o per non possesso di Green Pass 284 autisti su 1.396, pari al 20%. È quanto emerso dalla relazione dell'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti davanti alla quarta commissione consigliare. Il picco di assenze, ha spiegato, è stato registrato nel periodo di avvio dell'obbligo di Green Pass il 15 ottobre scorso per gli autisti che non ne erano in possesso. La situazione è stata via via recuperata in gran parte, ma da dicembre c'è stato un nuovo incremento delle assenze, questa volta a causa malattia. Abbiamo chiesto a TPL Friuli Venezia Giulia e ai gestori ferroviari di mettere in campo tutte le azioni utili per evitare criticità, in particolare per i servizi utilizzati dagli studenti e nel caso di soppressioni di servizi fornire un'informazione tempestiva e diffusa. E ora ci trasferiamo sul monte Zoncolan, nazionale di sci presente in servizio. Assessore Bini, oggi sulle magnifiche montagne del Friuli Venezia Giulia ha incontrato gli atleti della nazionale di sci. Una magnifica giornata, continua il mio tour in tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo sullo Zoncolan, ho avuto la fortuna di incontrare i nostri campioni che si stanno allenando per la prossima Olimpiade. Piste meravigliose, battute bene, complimenti a Promoturismo, insomma un Friuli Venezia Giulia all'insegna di io sono Friuli Venezia Giulia, ospitale vincente. Assessore Gibelli, questa mattina ha incontrato gli azzurri di sci qui sullo Zoncolan. Sì, e spero che, ci ricorderemo positivamente fra un paio di settimane questo incontro e non voglio dire altro per scaramanzia. Per quanto riguarda gli atleti del Friuli Venezia Giulia, sono contenta di aver visto stamattina Lara Della Mea con gli occhi giusti. E anche qui non dico altro per scaramanzia. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti